Parte seconda. L'inserimento dei documenti nel sito FITA nazionale. Buongiorno. In questo video tutorial viene illustrata la procedura per inserire nell'apposita sezione del sito FITA nazionale i documenti in formato file della vostra associazione necessari per il tesseramento. Se non avete già preso visione della prima parte di questo video tutorial, vi ricordo quanto segue. I documenti richiesti da inserire sono 4: l'atto costitutivo, lo statuto, la carta d'identità valida del legale rappresentante, il documento di attribuzione del codice fiscale o della partita IVA emesso dall'Agenzia delle Entrate. I documenti in formato elettronico dovranno essere copia degli originali in vostro possesso, pertanto dovranno apparire anche tutte le firme, vidimazioni e marche da bollo. I documenti devono essere preparati in un file unico per ciascuno di essi, uno per ciascun documento, in formato PDF e di dimensione non superiore a 3 MB. Pronti? Cominciamo. Per comodità, creiamo sul desktop una cartella che chiameremo Documenti Associazione e vi inseriamo i nostri files opportunamente rinominati per poterli riconoscere facilmente. Accediamo al sito FITA nazionale digitando nella barra degli indirizzi del browser www.fitateatro.it. Sulla barra dei menu orizzontale della home page del sito cliccate in alto a destra sul pulsante Accedi e registrati. Digitate quindi il vostro nome utente e password nei rispettivi campi. Vi ricordo che le credenziali di accesso sono fornite al presidente della compagnia, unico diretto responsabile dei dati della compagnia inseriti e trattati attraverso il sito. Una volta effettuato l'accesso, sulla barra dei menu cliccate in alto a destra sul pulsante Impostazioni e selezionate la voce Compagnia. Scorrete la pagina in basso e cliccate con il mouse sul pulsante Documenti. Poiché non sono presenti documenti, come vedete, se controllate sulla barra dei menu verticale in alto a destra, vedrete che compare la voce Documenti. Cliccateci sopra. Appare una finestra a selezione obbligatoria con indicati i documenti mancanti. A lato a ciascun documento c'è un pulsante Allega. Cliccate sul primo pulsante Allega. All'interno della finestra di dialogo che compare, andiamo a cercare sul nostro desktop la cartella Documenti Associazione che ci eravamo preparati e cerchiamo all'interno di essa il file richiesto, in questo caso Statuto. Lo selezioniamo e se abbiamo preventivamente preparato in modo corretto il file unico in formato PDF di dimensione non superiore a 3 MB, il sistema caricherà in archivio il file. Potremo quindi procedere a caricare i restanti file utilizzando la stessa procedura. Una volta caricati i files, torniamo nella scheda Documenti e i nostri file saranno disponibili in qualunque momento. Vi ricordo che questa possibilità di inserimento libero è valida fino al 30 marzo, data in cui verrà chiuso il sistema e non si potrà inserire alcun file se non nei casi espressamente previsti di variazione presidente, sede legale, statuto, sempre previa visione ed approvazione delle strutture FITA preposte. Bene, spero di esservi stato utile. Per ulteriori problemi non esitate a contattare la segreteria regionale. Buon lavoro!